velocità, solo pura velocità. Un vincitore, 17 perdenti. I perdenti io me li mangio a colazione. Colazione? Forse avrei dovuto fare colazione, ora mi sentirei meglio. No, 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 no. Resta concentrato. Velocità. Sono più che veloce, sono più che rapido. Sono una saetta. Eccoci ragazzi all'interno della nostra terza posizione. Vediamo un po', 3 semafori accesi, le 2 Ferrari sono pronte, vai, vediamo un po' quello che riusciamo a fare. Miscela carburante grassa, ottima trazione della Williams, attenzione, sorpassa all'esterno su Raikkonen, prima curva, attenzione, bene, molto bene, ho sentito qualche rumorino nelle ultime file, cerchiamo di andare con calma, bene, vi ricordo che nel primo settore siamo riusciti a dare del nostro meglio nelle qualifiche, cerchiamo di ripeterci, ci siamo distanziati tantissimo dalla Ferrari, attenzione, probabilmente Vettel ha perso la terza posizione perché Rosberg è riuscito a rubargliela, quindi attenzione, vediamo se possiamo procedere. 29.667 come primo settore, secondo settore la nostra spina nel fianco, come dico sempre, affrontato bene stavolta, attenzione, bene anche stavolta, molto bene, un po' lenti, infatti Raikkonen riesce a recuperare qualcosa. Ecco, partiti ragazzi, mettiamo il nostro carburante sullo standard, evitiamo per adesso problematiche gravi. Ha recuperato 2 secondi, ma adesso con la nostra velocità massima probabilmente riusciremo a distanziarlo parecchio. Partiamo a tutta forza, la Ferrari di Raikkonen è molto distante, grande accelerazione della Williams, siamo primi ragazzi, aria pura per il nostro motore. Le gomme come potete vedere sono leggermente usurate per via delle qualifiche. Primi, passiamo sotto il muretto della pista di Shanghai. Bene, 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 perfetto. Attenzione, Nico Rosberg riesce a rubare un'altra posizione sulla Ferrari. Vediamo adesso quello che succede. Bene, stavolta curva affrontata in maniera decisa e si passa primi sotto il grande muretto. 41.984 come terzo settore. Adesso vediamo di concentrarci per benino. Perfetto, ancora manteniamo la prima posizione dietro Nico Rosberg, chissà dove è finito Lewis Hamilton. Le Mercedes sono partite molto indietro, vediamo un po', si esce a quanto, vediamo un po', purtroppo non c'è il tempo che posso osservare per avere un'occhiata, e Nico Rosberg ancora comincia a tirare, probabilmente avrà la miscela impostata al massimo. Non voglio sprecare tutto il carburante, voglio mantenerlo per adesso, la temperatura è normale, 9 decimi di secondo da Rosberg. Avanziamo, secondo settore, la nostra piaga che ci portiamo dietro da anni, avanti, vediamo un po', ed ecco che qua Rosberg riesce a girare meglio, ma probabilmente loro avranno la lettone anteriore e posteriore settato molto più alto, ecco perché riescono a girare meglio. Infatti Rosberg si avvicina tantissimo, è molto più veloce nel secondo settore. Ragazzi, cercherò adesso di dare del mio meglio. Dai, 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 vi ricordo che non ho neanche la miscela elevata, tanto per questi 2 giri il DRS non è possibile che applicarlo. Bene, vediamo se riusciamo a distanziarlo. Dovremmo avere l'alettone più basso e maggiore velocità massima. Ci prende la scia. Rosberg è molto più veloce anche senza il DRS. Wow, attenzione, frenata decisa. Si va, si va, si va, perfetto. Vediamo un po', Raikkonen terzo. Ed ecco Rosberg all'esterno, tenta il sorpasso, vediamo se possiamo introdurci nella chicane, avanti. Olè, perfetto. Vediamo un po', ancora dietro Nico Rosberg, qua potrà essere utilizzato il DRS. Ma infatti puoi usarlo nelle zone DRS quando ti avvicini a meno di 1 secondo dall'auto che ti precede. attenzione, molto Rosberg vicino. sta accorciando le distanze di 1 secondo a giro. Attenzione, attenzione ragazzi. Eccolo, mamma mia, dobbiamo riuscire a mantenerci attivi. Miscela grassa non l'abbiamo utilizzata per tutta la gara, vediamo adesso di
sfruttare il nostro motore al massimo. Abbiamo Rosberg dietro a 2 decimi di secondo. Abbiamo distanziato tantissimo Raikkonen. Siamo molto veloci. Vediamo adesso. Le gomme però non tengono tanto bene. Molto bene. Molto bene, eccolo, ma qua non c'è spazio per passare. Vediamo dove si inventerà qualcosa Nico Rosberg. Benissimo, vediamo se possiamo procedere da questa parte. Ottima trazione anche in questa zona di salita, perfetto. A questo punto le gomme dovrebbero essere un po' consumate. Forse noterai una graduale perdita di aderenza. Ed eccolo, Nico Rosberg probabilmente attiverà il DRS per il sorpasso. Mi metto verso l'interno della curva. Attenzione, 330, 340, non riesce a passarci neanche con il DRS attivo. Forse in frenata sì. Sono all'interno. Attenzione. Mamma mia, grande accelerazione di Nico Rosberg, ci ha bruciato. Vediamo se posso riprendermi la posizione. Attivo DRS per la Williams. Vediamo se possiamo prenderlo. Abbiamo grande velocità massima. Avanti. Consigliamo di passare al mix 2, carburante al mix 2. Mamma mia che gara, attenzione ancora. È primo. Non siamo riusciti a prenderlo. Vediamo adesso ragazzi. Andiamo. Ancora ruota contro ruota. Niente, non passiamo. Ecco, vedete come ci fregano nel secondo settore? Sto secondo settore maledetto, avete visto come ci frega? Guardate quanto ci ha preso nel secondo settore, maledizione. Niente, io ormai mi sono sconcentrato ragazzi, non riusciamo più a prenderlo adesso. Molto più lontano. Nel secondo settore mi sono un po'... Ah no, ancora siamo nel secondo però. Ah, aspettate. Andiamo ragazzi, ancora forse c'è una possibilità. Se continui a tagliare le curve riceverai una penalità dai commissari. Ho sbagliato. A 1 secondo e 6. Maledetto. C'è stata una bella lotta però nei primi giri. Poi nel secondo settore ci ha un po' fregato. Io nel primo ero riuscito a passarlo. Ma io non demordo, rimango qua dietro. Andiamo. Devo mettere la miscela sul normale perché dovrò conservarla per quando uscirò dai box. Siamo stati però ragazzi molto competitivi. Ci ha superato ma siamo riusciti lo stesso a dargli un pochino di fastidio. Ci ha preso adesso 2 secondi. Si sta allontanando. Ma si vede che era molto più veloce. Ma chissà perché. Ma non riesco. Ecco ragazzi, qua lui ci ha fregato. Non ho capito come ha fatto. Ma in questo secondo settore io non riesco a essere competitivo perché non lo so, la macchina tende a uscire fuori. Tendiamo a perdere il controllo. Andiamo. Vedete che giriamo molto piano in questo secondo settore. Vediamo un po' il giro migliore di 1.39.836. Nico Rosberg se ne sta andando. Sto girando davvero molto lentamente rispetto alle qualifiche. Vediamo, dietro non abbiamo nessuno. Ed ecco che ormai è andato via. Siamo molto lontani da Raikkonen, a circa 5 secondi. Non possiamo attuare né DRS né niente. Però davvero una grande rimonta di Nico Rosberg. Non so come ha fatto. Manca l'ultimo giro al pit stop ragazzi. Non voglio sforzare le gomme perché sono davvero molto usurate. Intanto il pubblico continua ad applaudire. Andiamo. Passiamo immediatamente. Qualche macchina entra in box. 3 secondi a giro su Rosberg. 3 secondi. Lo so, le gomme non riescono più a essere competitive adesso. Vediamo se possiamo procedere da questa parte. Sto tenendo d'occhio la situazione delle gomme. Non credo che dureranno ancora a lungo. Lo sto sentendo amico mio. Andiamo. Ragazzi, si sente subito più appena le gomme vanno giù. Davanti a te a un margine di soli 5 secondi. Lo so.
ma non riesco a prenderlo perché guardate un po' come sono ridotte le gomme. Sicuramente lui avrà utilizzato delle gomme più nuove, non so. Vediamo Raikkonen a quant'è dietro. Ancora a Ricciardo addirittura a 4 secondi. L'abbiamo allontanato ancora di un bel po'. Vediamo qua il secondo settore. Vai vai. E niente, la macchina tende a uscire fuori. Ma in qualifica non era così. Ma neanche nel primo giro. Qua proprio devo stare attento a non toccare l'acceleratore, se no esco fuori. Vai, vai, vai per bene. La temperatura delle gomme adesso è normale. Rosberg continua ad andare in avanti. Purtroppo non... fermati ai box a questo giro. Ricciardo si sta avvicinando e a 2 secondi 800 la macchina inizia, ragazzi, a perdere colpi. Devo lasciare l'acceleratore per non farlo uscire fuori pista, ma l'assetto è uguale a quello di ieri. Vediamo un po', e appunto le gomme anteriori sono completamente consumate. Dobbiamo cercare di cambiarle. Attenzione che Rosberg ormai ci ha preso un vantaggio enorme nonostante la nostra piccola reazione. Vediamo se riusciamo a... Maledizione, vai, 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 vai. Maledizione, gara pessima per adesso. Abbiamo girato 3-4 giri perfetti. Vediamo di entrare ai box. Box per la Williams. Vediamo di rinfrescarci un pochettino le idee. Vediamo di calmare un attimo il nostro spirito di competizione, perché davvero ho schiacciato tanto sul pedale per riuscire a riprendere Rosberg, ma non è stato possibile. Allora, mettiamo le gomme dure. Stanno cambiando un po' tutti. Wow, 2 secondi e 3. Non abbiamo perso nulla, direi. Perfetto. Ragazzi, quanto abbiamo di carburante? Tantissimo. Vediamo di sfruttarlo adesso tutto al meglio. Bene, bene, bene. Nuovamente lanciati in pista, ragazzi. Farò un bel po' di silenzio adesso per riuscire a riprendere la nostra prima posizione. Gomme un po'... Gomme sono freddi, devi portarli a temperatura, spingi sul pedale per un paio di curve. Però anche le gomme non sono a temperatura ancora, ragazzi. Potete vedere che la gomma anteriore destra ancora non si è riscaldata. Ai, maledizione, vai. Molto bene. Portare a temperatura le gomme. Abbiamo dietro Sebastian Vettel. L'ha cambiato anche lui. Vai, 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 vai con questa bella miscela. Vediamo quello che riusciamo a combinare. Bene, siamo riusciti a tenerla in pista. Allora, siamo quinti. Il nostro motore è al massimo. Vettel è a... Vediamo un po', circa 2 secondi dalla nostra posizione. Vediamo se possiamo essere competitivi. Bene, bene, oh, sta uscendo adesso. Vai, 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 sta uscendo adesso. Speriamo che ci ha messo un po'. Dai, 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 speriamo che sia rimasto bloccato nella pit lane. Lì c'è Felipe Massa. Vediamo dove è Rosberg. È uscito già Rosberg. Wow, guardate dov'è. La tengo attiva anche io perché Sebastian Vettel vuole prenderci il secondo posto. Vediamo se riusciamo a tenerlo. Nuovamente secondo settore. Vai, 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 vai. Siamo leggermente in ritardo sul nostro primo settore. Ecco che Sebastian Vettel cerca l'attacco nel secondo settore, dove ovviamente noi siamo sempre in difficoltà, ma adesso va un po' meglio con la nuova miscela di gomme dure. Perfetto. Nuova frenata per la Williams. Avanti, avanti, avanti. E dietro, e dietro qui guadagna qualcosa Sebastian Vettel, tenta il sorpasso. Il nostro motore sicuramente sarà molto prestazionale nel terzo settore. Cercheremo di difenderci lì. Si parte per la battaglia del secondo posto. Avanti. Ottima trazione, siamo all'8º giro da qua che Sebastian Vettel cercherà il sorpasso probabilmente all'esterno. Vediamo un po', eccolo che procede verso l'interno della curva. Procede, siamo a 340 km/h. Siamo a 340 km/h. Lui frena molto tardi per riuscire a rientrare per bene, ma riesce a uscire fuori pista e a rientrare. Attenzione, abbiamo anche Raikkonen
dietro Sebastian Vettel. Bene, affrontata perfettamente. Si perde il controllo prendendo l'interno del cordolo. Mamma mia. E qua Vettel cerca di sfruttare la fortuna che gli è andata contro. Mamma mia. Vai, 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 ottima trazione. Ma perché? Guarda che trazione hanno questi. Avete visto? Pure Rosberg ci ha fregato così. Dai, dai. Siamo all'interno. Wow, ottimo sorpasso in frenata su Sebastian Vettel. Mamma mia. Si sono un po'... Si sono toccati con Raikkonen appunto dietro, ma sono ancora pronti ad attaccarci. Avete visto, ragazzi, come la macchina ha iniziato a sbandare prima, ha preso l'interno probabilmente del cordolo, non avevo neanche il DRS attivo, però l'abbiamo persa di vista. Le due Ferrari adesso combattono, sono tra di loro, uno contro uno. Sono stato un po' aggressivo su Sebastian Vettel, forse mi meritavo una penalità. I giudici non me l'hanno concessa. Però davvero sono stato molto aggressivo, non nel sorpasso in frenata, ma nella curva prima. Davvero l'ho lasciato, l'ho attaccato in maniera brutale. Vediamo un po'. Abbiamo ancora un bel po' di carburante, meno male che siamo riusciti a conservarlo nella prima fase del circuito. Avanti, 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 frenata decisa, giù tutto il pedale del freno. Nuovamente in avanti, Rosberg ormai è andato via, però adesso il nostro obiettivo è quello di mantenere la seconda posizione. Ecco qua, non ho capito come ho fatto a sbandare. Non è stato, che è stato da quest'altra parte, la gomma destra ha colpito probabilmente il cordolo dalla parte interna. Le due Ferrari probabilmente entrano nei box. Ancora avevano addirittura le gomme morbide. Ecco forse perché erano riusciti ad avere la prestazione fenomenale. Siamo al secondo posto, ragazzi. Ecco, sono stato un po' duro qui in questa parte del circuito. Gli ho dato qualche sportellata a Vettel per riuscire a passare. Ho accelerato anche sul cordolo interno, un po' sulla ghiaietta. Non ho preso la... Stai risparmiando carburante, puoi aumentare i giri del motore per un po' se vuoi. Quando sarà necessario. Siamo molto lontani da Lewis Hamilton, che è terzo. Avanti, avanti, avanti. 4 giri alla fine, ragazzi. Un gran premio fenomenale, soprattutto per la battaglia con Nico Rosberg. Purtroppo non riuscirò più a prenderlo perché si nota la superiorità della sua autovettura, ma in qualifica davvero ha fatto pena. Adesso non so dov'è, vediamo se lo vediamo nella mappa. Non è che è tanto lontano, è sempre a portata di tiro. 10 secondi, non è che è così tanto lontano. Pensavo che ne aveva presi 40 tipo, ma invece è sempre vicino. Basta una piccola svista come mi è capitato a me prima e finisce fuori pista. Tanto non abbiamo nessuno, ragazzi, dietro per un bel po' di pista. Possiamo stare belli tranquilli per qualche attimo. Sono sul risparmio carburante, quindi non sovraccarico molto il motore. Comunque tutto può succedere sempre in Formula 1. Avanti, avanti, avanti. Vediamo qual è stato il nostro miglior giro. 1.39, 236. Avanziamo. Ecco la curva traditrice. Ecco, abbiamo preso appunto la parte interna del cordolo. Perfetto. E sempre a 10 secondi si mantiene fisso su questo distacco. Non guadagna. Ha guadagnato un secondo. Wow, siamo usciti un pochettino fuori dalla traiettoria della curva. Sto cercando di preservare anche le gomme, ragazzi. Come potete vedere sono leggermente usurate. Eccole qua. Bilanciamento dei freni, carico aerodinamico. Non conviene modificare niente. Rosberg è sempre a 10 secondi, come potete vedere. Lewis Hamilton si sta avvicinando, anche perché io sto rallentando un po' per evitare di conservare anche le gomme. Sto evitando le frenate un po' più brusche. Ragazzi, tra 2 giri inizierà il conflitto con Lewis Hamilton, che continua a guadagnare qualcosa. Hamilton è dietro di te, gli dai 5 secondi. 5 secondi, ragazzi, all'11° giro. Vediamo come andiamo. Vediamo quello che accadrà tra un paio di giri. Vediamo un po'. È molto lontano, però guadagna sempre qualcosa. Avrà la miscela impostata al massimo. Sei in seconda posizione. Davanti c'è Rosberg. Il distacco è di 11 secondi. Stai perdendo circa 1,2 secondi a giro.
Hai dietro Hamilton. Il distacco è di 5 secondi. Fai attenzione alle gomme adesso, devi finire la gara con il treno attuale. Mi sto preoccupando appunto di questo. 12° giro, ragazzi, 3 giri alla fine. Vediamo un po'. Hamilton ha appena recuperato 3 secondi nell'ultimo giro. Reagisci. Reagisci. Vuoi che metto la miscela elevata, amico mio? Ho risparmiato un bel po' di carburante. La metto. Diamo la miscela, ragazzi, elevata. Vediamo un po' quanto carburante siamo riusciti a risparmiare. 1,28 in positivo. Quindi, ragazzi, abbiamo tantissimo carburante da spendere in questa fase. E probabilmente loro la utilizzano parecchio questa miscela elevata. Adesso vediamo di utilizzarla per tutta la gara, così siamo tranquilli di mantenere il nostro vantaggio. Avanti. Perfetto, secondo settore affrontato in maniera discreta. Vediamo se riusciamo a recuperare qualcosa. Era 3 secondi e 339. 3 secondi e 110. È riuscito a recuperare altri 2 decimi. Vediamo se adesso nel terzo settore riusciamo a far sbizzarrire il cavallo che c'è dentro di noi. Avanti, avanti, guardate un po', è lontanissimo ancora. Speriamo di riuscire a mantenere il secondo posto, perché potrebbe davvero aiutarci nel nostro campionato piloti. Avanti, avanti, avanti. Vediamo come stanno le gomme. Discrete. Benissimo. Eccolo ancora dietro. Vediamo quanto è riuscito a prendere. Veloce di te di quasi 5 decimi al giro. Ragazzi, si sta avvicinando Lewis Hamilton. Nonostante tutto si sta avvicinando. Io ce la sto mettendo tutta per mantenere la seconda posizione, però credo che ci sarà una bella battaglia tra qualche giro, magari all'ultimo giro per il secondo posto. Cerchiamo di mantenerlo. Però, ragazzi, ricordate che Lewis Hamilton si è fermato dopo di noi. Si è fermato all'8° giro, se non sbaglio. Quindi non si è fatto vedere per la prima parte della gara, e adesso si presenta con le gomme più fresche delle nostre. Andiamo, andiamo. Sta guadagnando pian piano vantaggio, ragazzi, ma forse riusciamo a mantenerlo per tutta la gara. Andiamo, 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 andiamo. Guadagna poco a giro. Vediamo dov'è. Eccolo, lo vediamo già negli specchietti. Lewis Hamilton che si avvicina. Avanti. Però gliela stiamo mettendo, cioè lo stiamo mettendo a dura prova, perché gliela stiamo rendendo davvero molto dura, perché davvero cerchiamo di non mollare. L'ultimo giro, ragazzi, è qui davanti a noi. Ecco qua, possiamo far sbizzarrire la nostra autovettura con i suoi 340 km/h, come se avessimo un DRS attivo. In questo rettilineo in teoria non ci può sorpassare nessuno. Guardate un po' questa velocità. Loro la raggiungono solo con il DRS attivo, quindi davvero ottimo motore questo Mercedes che abbiamo. Ma ecco che Hamilton si presenta a 1 secondo e 8 se non sbaglio. Vediamo un po'. Passiamo anche da questa parte con un'ottima frenata. Vediamo a quant'è, sarà 1 secondo e 8. Vediamo a quant'è. 1 secondo e 7. Infatti, eccolo che si presenta. Rosberg è al primo posto. Dov'è Hamilton? È dietro. Tenterò di studiarci per guadagnare vantaggi in questo settore. Sicuramente, ragazzi, dovrò cercare di regolare meglio questa storia del carburante. Non possiamo finire la gara con ancora 3/4 del serbatoio. No, 3/4 no, ma mezzo serbatoio sì. Potevo sfruttarlo meglio il carburante in questa gara. Guardate un po' quanto carburante che abbiamo. Forse ho sbagliato nei primi giri a tenere la miscela su standard. Dovevo sfruttare per bene il motore e non avere paura di utilizzare questa miscela grassa. Ogni volta ho paura di rimanere senza carburante, poi alla fine finisco la gara secondo, terzo, ma con litri e litri di carburante rimanenti nel serbatoio. Ed ecco Hamilton. Manca, ragazzi, un giro. Mancano un paio di curve alla fine del Gran Premio. Ed eccolo qua nel mirino. Eccolo qua. Ce l'abbiamo alle nostre ore 6. Vediamo se possiamo guadagnare vantaggio con questa accelerazione. L'ultimo rettilineo della gara. E proprio all'ultimo giro Lewis Hamilton si prepara all'attivazione del DRS. Attenzione, ed eccolo pronto. È a 8 decimi di secondo. Attiva la mobile posteriore. Cerchiamo di non dargli la scia. Eccolo lì. Non riesce però a sorpassarci. Se avesse avuto
un altro giro a disposizione. Attenzione, attenzione, cerchiamo di stare attenti. Ed eccolo qua, Lewis Hamilton finisce al terzo posto di questa splendida gara. Se avesse avuto un altro giro ci avrebbe superato, ragazzi, però avevamo molto vantaggio e finiamo, ragazzi, al secondo posto questa splendida gara. Le due Mercedes che non si sono fatte vedere completamente nelle sessioni di qualifiche sono riuscite a prendere il primo e il terzo posto, però davvero noi una grande prestazione a prendere il podio a questa difficoltà leggenda. Ed eccoci pronti per la festa del podio, spumante e champagne per tutti. Davvero un'ottima prestazione per Valtteri Bottas, che nei primi giri si è fatto notare, sicuramente ha mantenuto la prima posizione per un po', poi Rosberg è arrivato come un treno, è voluto passare direttamente, però ce la siamo giocata per benino. Allora, abbiamo preso 18 punti con una sosta, 2 soste per Kimi Raikkonen, probabilmente c'è stato qualche problema, Sebastian Vettel 2 soste, hanno avuto qualche problema, però ragazzi abbiamo avuto un piccolo... C'è stato, come dire, qualche piccolo scontro con Sebastian Vettel, forse sono stato un po' aggressivo, mi meritavo qualche secondo di penalità perché alla fine della prima variante dei 360 gradi l'ho attaccato sul cordolo interno, l'ho sorpassato internamente, forse dovevo restituire la posizione, però i commissari non ci hanno detto nulla. Comunque abbiamo guadagnato questo bel posto. Vediamo se possiamo andare un attimino nel replay di gara, vediamo un pochettino la nostra partenza, entriamo come facciamo sempre nella nostra posizione, anzi vediamo la partenza che ha fatto. Eccoci qua, questo dovrebbe essere Nico Rosberg, vediamo un po'. Ecco, parte Nico Rosberg, ragazzi, vedete un pochettino, parte diretto, io riesco a infilarmi in mezzo, grande partenza della Williams, lui non riesce a sorpassare nessuno, gioca ruota a ruota con Ricciardo. Eccolo qua, è costretto a frenare, si tocca Ricciardo con Vettel, si infila dentro Nico Rosberg, guardatelo come procede, a tutta forza. Noi davvero una maestosa prestazione, guardate un pochettino quanto vantaggio siamo riusciti a prendere su Raikkonen e su Rosberg, guardate un po', continua, andiamo dietro tutto il serpentone, cerchiamo appunto di distaccarci, guardate appunto dove eravamo arrivati, molto lontani da tutta la fila. Avanzando, vediamo un po' come guadagna vantaggio su Sebastian Vettel e qui sfrutta la scia per superarlo direttamente. La Ferrari non riesce col suo motore a mantenere la sua posizione, riesce in frenata a mandarlo via, infatti frena nel momento giusto e lo manda al terzo posto. Vediamo un po', avanzando, quello che riesce a fare. Io perdo qualche cosina, voglio vedere il contatto con Rosberg, ce l'abbiamo adesso attaccato alle chiappe, siamo, se non sbaglio, alla fine del secondo settore. Eccolo, vediamo adesso, voglio vedere il terzo settore di Nico Rosberg. Eccolo qua, pronto all'attacco della Williams, guardate come frena in maniera diretta. Io tocco un pochettino l'erbetta sintetica, però non abbiamo girato tanto male, eh? Guardatelo come riesce a utilizzare tutto il sovrasterzo della sua autovettura. Attiva adesso probabilmente il DRS, vediamo un po'. Ecco, noi ci mettiamo adesso sulla destra sicuramente, anzi no, prende la scia, guardate, però non riesce a passarci perché il nostro motore è fenomenale. Continua l'attacco, non la voglio vedere questa parte. Eccolo, passa all'esterno, tenta il sorpasso, guardatelo. Vediamo un po', taglio per bene la curva, qua probabilmente potrà utilizzare il DRS, ma non riesce, ragazzi, a passarci. Vedete, abbiamo un motore che è fenomenale e adesso guadagna qualcosina in più, proprio al limite ci tocca, ma niente. Andiamo immediatamente nuovamente al terzo settore, eccoci qua, terzo settore, eccolo che parte. Noi usciamo fuori purtroppo perché ho perso il controllo e guadagna 3 decimi. Ed eccolo che attiva l'ala mobile. Guardate, noi senza DRS manteniamo e freniamo tantissimo. Avete visto, abbiamo frenato molto prima di lui e lui abbiamo sbagliato perché la macchina poteva davvero continuare a rimanere prima per tantissimo tempo. E adesso inizia il bello. Noi tagliamo un attimino la curva per riprenderlo, attiviamo il DRS, sfruttiamo il nostro grande motore combinato col nostro alettone. Guardate come ci avviciniamo, guardate, eccolo. Proviamo all'interno, non ci riusciamo. Proviamo all'interno. Non ci riusciamo, forse siamo dall'altra parte. Siamo dietro, ci mettiamo in mezzo, guardate un po'. E ancora non ce la facciamo. Continua Nico Rosberg e ci sorpassa in maniera decisa. Vediamo se adesso prendendo la scia riusciamo a
in frenata a passarlo, lo passiamo all'interno, ma lui all'esterno con un'ottima trazione, ci brucia, eccolo qui, e passa al primo posto. Io cerco nuovamente di attaccarlo, ma sono costretto a frenare perché l'autovettura mi scappa di mano nel secondo settore. Vedete? Sono costretto ad andare piano piano. Lui accelera tranquillamente, eccolo qua, e va via. Bella gara ragazzi, avanziamo, siamo al terzo posto della nostra classifica piloti, come potete vedere. Siamo a 43 punti, siamo ancora pronti per ottenere magari anche il primo posto nella classifica piloti. Per quanto riguarda il campionato costruttori siamo secondi soli alla Mercedes, davvero un'ottima prestazione, possiamo andare avanti per il prossimo Gran Premio. Un'ottima gara direi, ho sbagliato troppo, ma ovviamente a queste difficoltà si sbaglia e si perdono ovviamente ottime posizioni. Però abbiamo guadagnato una posizione in più, siamo partiti dal terzo posto, siamo finiti secondi. Prossimo Gran Premio del Bahrain, ragazzi, ci becchiamo tra qualche giorno. Mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate tramite un voto o un commento. Ciao a tutti!